Nel patrimonio pubblico sta cambiando tutta la classificazione degli immobili. Vuol dire che dal totale di 5.335 appartamenti si tolgono una buona fetta, quasi 3.000 appartamenti, e vengono riclassificati in social housing. Contestato da associazioni per la casa e la residenzialità a Venezia e da gruppi consiliari di opposizione, il progressivo spostamento di case pubbliche dagli elenchi ERP al social housing è più di una questione meramente tecnica. Cambiando la classificazione, cambiano infatti anche le fasce sociali a cui ci si rivolge, perché a differenza dei prezzi bassi degli alloggi ERP, il social housing ha affitti che possono arrivare anche tra i 600 e i 700 euro al mese. L'ultimo bando social housing per la terraferma, su 250 domande ne sono state escluse il 40%, una cosa mai vista. Per la gran parte di questi il problema era che avevano dei redditi troppo bassi per poter partecipare al bando. Giovanni Andrea Martini di Tutta la città insieme cita gli ultimi dati ufficiali del comune. Nel 2022 sono arrivate ben 2.371 domande per bandi ERP e solo 250 domande per il social housing. La questione è stata oggetto di interrogazioni sia da parte di Verde Progressista che del Partito Democratico. Ad oggi ci sono circa 1.000 appartamenti pubblici che risultano non assegnati, vuoti, e già agire su questo enorme patrimonio potrebbe alleviare di molto l'emergenza. A far discutere anche la decisione di abbattere senza ricostruire alloggi ERP, come avverrà ad esempio per gli edifici in Piazza del Mercato a Marghera. Tra le altre richieste, anche in base a quale norma gli alloggi della legge speciale per Venezia vengano classificati come non ERP, quando la legge 39 del 2017 della Regione Veneto classifica come ERP tutti gli alloggi che hanno avuto un contributo finanziario dallo Stato. Quando abbiamo delle case popolari che non ci si può più permettere perché il social housing ha dei costi molto più alti, possiamo capire che il Comune sta agendo in maniera attiva allo spopolamento di Venezia, ed è una follia che deve essere subito fermata, perché Venezia ha nella residenzialità il suo più grande valore.